questa serata con due cantautori di Ossi, Gianni Spanu e Massimo Meloni, che sono tanto tempo che non suonano un pari e questo sera nos hanno preguntato se querían se li facciamo fare tre bato cantone e questa serata la vogliono dedicare a Gavino Marmellata, suo poeta di Itteri che è molto dai vago e che veniva da comparare a noi sempre a leggere questa poesia e quindi gli dedicano una qualche ora, 20 minuti questa cantone così passi lo dedicano a Gavino Marmellata e da poi che si avvizza in nome Patrizia che sa familiare hanno completato Gavino Marmellata praticamente prima di si cantare ha quasi finito un libro e a domani non per essere la campare l'hanno accabato a Fizzo e non hanno dato fatto sonore dello sai battito sai no che è una poche coppia sa poche locche sono in a disposizione e come devo sapere a Gianni potete slide e cominciano Gianni e Massimo. Gianni pure per andare tua per aula. No, lo so già no, tu chi indirizzare stasera la Gavino Marmellata. Allora, cominciamo con una canzone che è una cover di un gruppo, una band grande rock band americana, sono i Pearl Jam, il pezzo è una ballata, si intitola Just a Breathe, in inglese, cioè in sardo l'avevo fatto la cover e si intitola Semus Frade ed era nata nel periodo in cui, non che adesso purtroppo non succede, ma che molte persone vogliono in mare annegate dallo sbarco dall'Africa. Niente, Semus Frade. Come
Allora, facciamo il secondo pezzo che è un inno nostro, della Sardegna, che abbiamo fatto altre volte. Ed è un piacere farlo qua stasera a questa memoria di Zio Salapio, il quarto se non ricordo male. E niente, que sos vascos e que sos irlandesos. desusado in fronte. Che facciamo 2 o 3 pezzi insieme a te, però prima di cominciare con Gianna a fare il voglio
rubarvi 20 minuti per fare un breve discorso, no scherzo, 2 minuti e mezzo. No, ormai siamo ufficialmente entrati nell'era dell'intelligenza artificiale, o meglio della deficienza artificiale. Perché cosa sta succedendo? Sta succedendo che l'intelligenza artificiale purtroppo sta definitivamente prendendo il posto degli artisti, e questo è un dato di fatto, perché ormai ci sono le case discografiche, le major che creano le canzoni perfette per i cantanti con l'intelligenza artificiale, seguendo e sfruttando i vari algoritmi, creano la canzone perfetta, prendono dei ragazzini mucciositi di turno, li mandano a Sanremo, li mandano a Amici, ecco, e i creativi, e in quel contesto ci mettiamo anche noi, Gianna, Franca e tutti gli altri, sono tagliati fuori, già perché fa musica è difficile riuscire a far sentire la propria musica, ci si mette anche l'intelligenza artificiale, per cui un macello, e non solo in campo artistico, ma anche nelle aziende, perché ormai l'intelligenza artificiale cosa fanno? Le abbinano ai macchinari, alla robotica, e dunque le aziende cosa fanno? Non assumono personale, licenziano quelli che già hanno il posto. E niente, spero che in futuro le istituzioni facciano qualcosa, altrimenti è un macello, altrimenti è proprio un macello. Spero che qualche artista che riesca così ad avere un minimo di spazio che venga preso in considerazione, altrimenti lasciamo fare ai robot. Umberto Tozzi con la canzone diceva, com'era la frase molto importante, diceva famiglie di operai licenziati da robot, ed è quello che sta succedendo grazie all'intelligenza artificiale. Ok, grazie. Comunque se impariamo a chiamarla anche deficienza artificiale è ancora meglio, così capiamo di cosa stiamo parlando. Comunque si sente, c'è sempre una prova davanti alla quale si nota sempre il livello superiore dell'intelligenza umana, ed è l'anima, il cuore e l'emozione che si può trasmettere soltanto quando una persona costruisce, suona un'opera d'arte e lo fa con l'anima. E c'è anche un altro modo, che è l'effetto live, ovvero l'improvvisazione. Sull'improvvisazione si vede se uno poi è veramente un artista. Magari con l'intelligenza artificiale cosa faranno? Proietteranno tipo un programma sul palco, l'intelligenza artificiale si esibirà, ma pensare che un tempo c'erano i dischi, adesso un altro mondo. Comunque andiamo avanti con un pezzo che abbiamo già fatto, si intitola Sagamadora. One, two, three, four. Una
siamo? Siamo? Allora non la presentiamo, andiamo direttamente sul pezzo. Vai. Così, proseguiamo
partiamo con una canzone che possiamo definire ibrida, nel senso che è una canzone che è in italiano, però è il ritornello in sardo. Era nata in un modo particolare in sala prove con gli Ossidi mentre stavamo così casseggiando, si può dire casseggiando? No? Niente, casseggiando, però Massimo aveva questo giro di accordi e si è sviluppato. Il testo racchiude tutta una serie di modi di dire e anche di cosa possiamo, che termine possiamo aggiungere a questa canzone. Niente, ma diciamo così, delle metafore quotidiane. Ok, si intitola Ai settembre sonine. Penso che tu
Grazie a Gianni Spanu e a Massimo Meloni e a Gianna Melas. Gianni, un attestato poi pure, lo diamo su. Un ammento di questa tie, una tie e una Massimo, a Gianna ve lo diamo da voi. E deve tornare a cantare. Adesso siamo a Dolores Nieddu e a Rosa Grungiu e che cominciamo a salutare. Non posso evoluire Si ti deve. Buonasera a tutti. Benvenuti a sue poetese, a sue musicistas e a sue cantantes. A sa giuria, benvenuti a tutti. Grazie Antonello di essere sempre presente. Tano di un buon saluto e cominciamo con il bello zero di poesia, dai non rilassiamo, uno po' di musugoro in paga e cominciamo a sognare. Passo il microfono a Rosa. Grazie. Buonasera e benvenuti a tutti. Come sempre ti ringraziamo su queste di noghe e vedo ogni volta conto di ciò che stiamo facendo. Torno a narrare sempre. Naro a seguire venendo Gianni prima, in nome dell'intelligenza artificiale, belle che non che da belle che nulla. Pitaganoso Gesù, seguendo sempre su cammino di non lasciare mai perdere su connotto e di seguire a chistire e vincere accanto a Dio, sempre più largo possibile. Poi logicamente l'intelligenza artificiale, bene in Asia, però spetta dannoso all'intelligenza nostra rischire imparare in maniera giusta. Grazie di essere in noi e buon divertimento. No, volevo dire riguardo all'intelligenza artificiale che cioè, proviamo a immaginare se in un concorso di poesia come questa stasera c'è qualcuno che ha scritto una poesia con l'intelligenza artificiale e magari è quello che vince. Se lo vediamo lo vorremmo sapere come rimarremo. Cioè, sarebbe veramente una sconfitta, ma non una sconfitta per Dio, una sconfitta per l'umanità. Questo passiamo sul buon senso di ognuno di noi. L'intelligenza artificiale che è uscita a imparare è bella utile come in tutta una cosa. Prima si andava a pego, poi si andava in macchina e sul tetto se si altizza da bene, si lo punta da un occhio, quindi dipende sempre da come si impara. Segato questo, buon ringrazio, buon saluto e buon ringrazio a tutti, sono poeta, artista, sono giuria e tutti ciò che sono venuti, su ebattoro concorso di poesia e in aumento di Sala Piemonte. Sala Piemonte fu babbo e fu di nascito su 24 di Trigula del 1929. Fu di figlio di Giovanni Monte e di Lauretta Monte in Savuro, non fu di parente. Poi sotto stesso Lauretta Monte fu di Sasore Giacomo Monte, fu di un personaggio in Ussi, in suoi anni 60-70, fu di su Giacaro, fu di su Campanaro, fu di su Matreascia che si è fatto pure un organo di Gheia, oltre l'hai fatto lo suonai pure, accompagnai a suo poeta di su Bimbo, grande amico di Raimondo Vira e quindi fu un personaggio, fu di suo frate del nonno di Iago. Babbo è nato in Ussi, però come me da famiglia di Ussi fu emigrato di Sanurra, capite? Ussi ha un territorio che non permetteva di seminare trigo, insomma cose che tanto si campagna da questa campagna e fu vitale. In Ussi che era solo artigiano e basta. E quindi fu emigrato in Sanurra e lì è cresciuto fino a 30 che vanno, pure che si è cogliato, su che Mattachimbe ha continuato a stare lì, in Sanurra, suo figlio siamo nati tutti lì e non ne siamo piccati però in 67, devo a 60 anni, io a 36 e in Ussi
ha potuto affosticare su uno dessa poesia che hai a babbo, capite, si futi pieno di poetese, come dai Peppino Donaeda a Domenico Moresu, Pietro Moresu, Gian Maria Peste, insomma, si futi Paddeo, Francisco Paddeo. E questa palestra di babbo futi in Ossica io ad un mulino di Ozzo, quello arrivai a macchina di Assozzo e babbo con un altro poeta canta in poesia, quindi fu un luogo sociale. E poi Minussi ha fortificato quanto appena di Sara su dono che ha già questa poesia, e quindi ha fatto serata di poesia, ha avuto improvvisatore, babbo fu improvvisatore pure a tavolino come dite voi, e ha fatto serata poetica in varie abite della Sardegna, e ha partecipato pure a meta concorso di poesia, non da anche il primo premio, se verità, però le ha dato menzione e segnalazione. In più si hanno fatto serata a meta in San Radio, tanto San Radio si occupava a meta di poesia e di cultura, Francisco Dettori, che approfitto per ringraziare per tutto ciò che ha fatto sicuro per la poesia. E da poi su mezzo fiore narramo su quando proprio si fu lenta questa soddisfazione sua a livello di poesia, comunque hai adattato con i passi che si veniva. Proprio sapeva che molti infatti doveva andare a fare una serata di poesia in suo parente, in nome suo frate, con un altro amico. Ed è molto su 20 di Sant'Aine del 2001, che sono passato già 20 anni. Però come ti fizzano questo sempre a mentare, capite? Non si è lasciato solo poesia, non si è lasciato pure un modo di vivere di educazione, ripeto, e quindi tutta questa cosa la chiediamo tramandare. Infatti non solo aumentiamo Sababo, aumentiamo pure me da altro poeta, se capite, deve essere un esempio per questa nuova generazione. Ecco, devo ringraziare di questa attenzione. E poi siamo a Vanessa Donaeda che deve leggere una poesia del babbo, e ne approfitto in quella poesia, l'ha portato una poesia, capite, ammentata S'ultimo Dumbarino, come titolo, e babbo lei ha dedicata a S'ultimo Dumbarino che vuol dire sì, tanto questa festa paesana vivo su Dumbarino, su Pipiriolo, o è come alla unetta, però io non si è su Pipiriolo, fu da una canna. Vanessa, vedi che non legge questa poesia, perché voi andavate avanti su batto concorso di poesia. Applauso a Vanessa. Grazie. S'ultimo Dumbarino è da mia, ed è tempo mera in abbandono, non sarà stato un ricordo e via. Da quando è mancato suo padrono, chissà, noi l'anaremo unito, non si è inteso più con tu sono. Parizzo popolo sana inteso e bidu, con il suo orgoglio di tanto piacere, che a parizza gente ha da divertito. Sonende chi ha da suo dovere e fu di posa gente uno consolo. Adenanti e sagianna e sobriere, canto ballo s'ha fatto andare a volo, su movimento e s'adrozza continuo. A su fianco e sul Pipiriolo, fino a Parizza abitasa del vicino, ad ogni festa la Iana presente, caso dedotto su Beniamino. Fugai a suonare con los gentes, che a su movimento esammannos, si bielfi incantata a metà gente. Canta bolsa a su mio paesano, ballende a giurudundu in silcradone, applaudiano a zocco de manoso. Intro su coro di ogni persona, penetrai su sono armonioso, poi somanna soddisfazione, ripose come in terreno riposo a su fianco esa divina gente. Tenza di nies infinito gozo, e culto d'un barino insuvenente, auguro lo dorren alleare. Desughi l'ha lassato un parente, su zambene sou torren a vibrare, tramite sa sua discendenza su d'un barino torre da suonare. Casa natura in sa sua esistenza
tramanda da somattesi sentimentos, che gando si degnati in presenza, Dio fatto su mio comprimentos, a suo primo artista, suonatore, poitte misuracchiato sosammentos, posesci di un attimo minore, artista, che gudo tramontato, chi merita su proprio valore, ad abbennere dai attero slodato. Grazie Vanessa. La cosa intende da voi come poetessa che ha partecipato a questo concorso. Guarda che era Giovanni Vitalis, Peppe Vitalis, Giuseppe Vitalis, bene, adesso siamo a Dolores e cominciamo su questa poesia. Tanno, un poeta mi preguntando se si può piazzare Sasta, però potete recitare. Se fanno che vuole Sasta. Io non so chiamare. Dunque, cominciamo da Iossi, compitenne a recitare a Giuseppe Cubeddu. Prego. Buonasera a tutti. Tanto abbiamo approvato a supporto, fra poco noi votiamo i nostri e quindi è giusto fare questa poesia questa votazione. Con care faccia, non pedi di supporto, questa mattina si faccia de drona, come dotto si sono posto in motto, sono parlato che farto essa massa, questa parente cara del cereone. De sono onesto, faghe, mano bascia, su come tre fate imbroglione. Su primo appare gentile e onesto, su secondo pare bene arezzonato, su terzo a tutto non lascia resto, che faghe a noi so selettore, sia misso del centro, manca o destro, o simbolo vario o diverso colore. Uno e l'altro a mani al complesso, fino a sul voto su rosa e fiore, tutto promettili su progressi. Si bene e letto il capo benedotto, selettore che lo cree testo un pesso, e resta faticato che si appotto. Canto a posto sarube in secreta, resta fottito che un marcotto. Magari che a te vinda a meta. Grazie. Grazie Giuseppe. Come convido a recitare a Paolo Deiana De Ittiri. Prego. Piano piano e a pagare poi no. No, non ricetta io. Troppo impresso. Tanto buonasera a tutti. Mi intendete? Sicuro? Tanto siamo sapputi. Quindi questa storia che si scrive adesso è venuta passata. Tanto siamo venuti a nostra, si tagliano a lavorare, mi sorrio. Che siamo sempre avanti, quindi siamo sempre come sono in questa guerra, tanto come su un'altra guerra, ma tutti precisamente, si travaglia io. Ed è questo l'ho scritto a mamma mia, che mamma mia questo travaglio l'ha fatto. E la vogliamo sapere una vita. Canto la miraia sapere una vita, canto provare l'isca la saia saida, rosa mirava spoglia ogni dia quasi, corrente a Chento Visce, a Zeppe e al Tasi, località che si sia. Su Manzano, a Coitta, prima di Silegiaro, accanto due burro e devo comiao, istinto a cutto, a pazzo e un grotto, fossi rende su vinto, balla su dosso, titile col vuletta, columa e samununzo, una fascia linna in mano col suo fuoco, rodire sospannos,
candido con cucina profumato con l'aro entro sulla viola. Intoppendo il cammino, uomini quasi tutto, pro essere a minarla, forse che io sono dosso. Provate a fare prima, sempre a passo uno trotto, severare su grasto, in tracchitti o granito. Bella io, pese a mordia si scolza, gonna legata a colzo, in cancio e a di tutta, fregazzende su grasto, palabile sul braccio, zanzidente su quinto, ande torre su dosso. Fatto su programmato, carrieri a tutto, torrente su cammino, sempre a passi uno trotto. Entrando al suo nido, uno fu un'imbarata, gente sua e marito, pro essere accudita. Canto la Maria, sapeme la vita. Grazie a Paola Deiana. Come convido a recitare a Filippo De Cortis de Codronzanos. Buonasera a tutti. Io sto in Codronzano, però adesso non ti chiediamo. Non mi questa poesia che ho scritto mi viene da Conca, viene da cosa come te possa, ma lì su mondo, e l'ho intitolata Pensamento mio. Quando Dio ha fatto questo mondo, ha separato Giabba da terra e posto Bada Adamo Giocondo in sede che gli ha fatto che serve. A Dio solo isevi secondo, finza saccando non l'ha fatto guerra. Cagheria che Dio diventare e dai sede si che ha fatto cazzare. Tanto è cominciato a sbattire, prima gli ha gratti il tottocanto, con suo peccato l'ha fatto venire, senza travaglio, fitto un spanto, che aveva convinto tutto di schire e de sede ha fatto camposanto. Quando de si baglio si è serrato, tutto le colpas a Eva ha dato. O è pure la gente e timpenas, de manico, travaglio e saluto. Pensa sempre, se colpa sono anzenas, per ogni male isso non si scude. Se noi che ne risolve queste cadenas, caglia di naranisso la sumudo. Se andrà bene, tutto è merito mio, se andrà male, sono frattimo a Dio. Dessa paghe siamo tutti in favore, gai si intende in ogni carriera, ma mi pare che un vincitore che quando finiti imbratta sadela. Siamo che frutto bello di colore, ma siamo solditos che una mela. Siamo tutti che sorelle e fratelli, che ognuno ha belle scalidate. Grazie a Filippo De Cortis de Chiremule. Come convido a recitare a Francesco Rosu de Orosei. Forza Francisco. Salute a tutti. Vi tengo a precisare che non sono mai stato razzista, che ho scritto questa poesia migrante, non che la migrazione è come un'invasione, e poi la maggior parte sono roba di mondezza che andano a sporcare sull'occhio in un colana. Io ho scritto questa poesia migrante tipo los anni 60, 50-60. Migrante. In una valigetta di cartone ha inserrato tutte le speras che in una camiseta di cotone. Que nubes de suento en esas aeras, los pensamientos, los pius oscuros que esas annadas, as pius liceras. Afrontando esos tempos pius duros, tenta con su biglietto esa fortuna
Su primo treno, prologo sicuro. Un uaso a sa mamma, tutto in duna, sa che Ninnandelu l'ha augurato in favore della telle saluna. Ma questo sogno non si è staverato. De Terranova arriva a su porto, in uve su vapore sta ancorato. Che si speranzia de Cristo risorto, che le attraversare campa e mare per una terra promessa di conforto. Più di un mese navigare, un'istatua si de chi è lontana, sa libertare, sa chi de sognare. Pone pe sa terra americana, su pensamento a sa terra natia o è allassato sa mamma anziana. Si presenta in una fattoria, benzo da Sardegna terra amata, sa chi mai lasciare ne queria. Tanto tribaglio de vager kendala, s'armandria chi non fine in più, sa pizza è su padrono chi abizzala, l'inara tue da e come in susu, mi deve spagare di accompagnatore e in sua famiglia presto e lì incluso. Sos primos passos e nasce s'amore, bella Susanna, femmina comprida, che era tantoni omine valore. Mamma Maria, chi si che dormida, Deus dai su che lo ha pensato, su chi pregato la ia in vita, per tenere un vizio fortunato. Grazie. Grazie Francisco. Como convido a recitare a Gavino Mura de Ossi. Buonasera a tutti. Questa poesia è iniziata con amore mio. Ti so paziente, amore mio, e torna dai suoi clienti. Un tempo mi cristiane, ma Susanna per un passato. Fossi uomo, non ora non sbaglio di essere dimenticato. Sa figlia per essere traidora, che agai chimo siamo condotti in doniera. Proprio se da me stimata, proprio se sarà allontanata, sia vicino sia lontano, sul senso mio di reale cosa mano. In questa terra abitare in pianto, divertimento e lamento, ma come sta il stella del Santo Lorenzo, fare da mia a te in ogni momento, banco e sentimento. Persone si acciappa di ogni maniera e genere, si accomodi che sa venire in partire e in amare, però Gesù se ne offesa a non finire. E per la tua idea sa geniale se bella sa, non ti considero una prenda di oro, e per cui ti ammiro con tutto il suo cuore. Susanna che si passende, si passende, sia coraggiosa, fiera in ogni cosa, che la tua accende, per questo della sua accurrente. Tutti sappiamo, peccamo, si sbagliamo, ma non diamo di abbandono, che da Gesù speriamo, se ne dà e si perdono. Grazie Gavino. Como convido a recitare a Pierino de Villa de Codronzanos. Prego Pierino. Nella pace. Lei ha giocato Codronzano però, Tanto, la poesia mia è se muore di un babbo o di una mamma, pro subito o pro salvezza. Sa vita con amore, t'appodato e spero, non grasa, ricambiato. Figlia mia cara, ti do sa vita con amore e non si dia, non fatto che ti godire. Non si passa che fa che se ti cherzo seguire, si s'aggrascia, non concede su Signore. Sa domenica non fatto che vi lo vedire e in missa della cattare in buon umore. Tutta una vita ma non tenta da palleare, amore l'estate, sincerità, ti sezzare. Dai che resti che ti domando e ti mi dassa, spero non sia dolore né dispiacere, a fianco di resto in sa vita se mi chiede, per di dare buono consiglio su una grasa.
tu hai avuto bisogno, Signore, pregasi, e su bisogno non ti masa, sospeliasa, sincera, onesta, che giochi tu siasa, e giudicio sigasa, cosa trasas miasa. E un pari le vediamo al nostro Signore, che pure sette la vita siga s'amore. Grazie Pierino. Dunque, convido a recitare a Salvatore Pinna dei Ittiri. Prego. E senza oghe. Ah, no, boh. No, comunque la registrata e la valutazione registrata. Sicuramente non abbiamo non si sente medaglia, la registrata sa oghe. La registrata sa vizza, dunque intendiamo sa oghe registrata adesso a vizza. Ammettende a Maria Teresa Mattei. Una zella Teresa Mattei esaminato ogni dia che era rammentata, carattere voce a salotta dedicata, d'essere comunista sempre declarato. La resta sul regime e l'ha violentata, ogni tipo di abuso approvato, sempre l'ottenne dei soldati in guerra, rue si ficchili e mai si dato a terra. Femmina a volte si china eretta, non resessi niuna alla primare, coraggiosa e si vale di ascoltare, dignitosa con sa regione netta, nuove volte a sarimba di saetta, niuno la pote contrastare. Fu connota che femmina è valore, che in tutto e sa fatto onore. Femmina maschina pro guerrare, non si arrende manco impresonata. Givanella desicolla la cazzata, casa fascista fu una comandare. Ma essa con niente assoggettata e resissi da si laureare. Fu femmina decisa e intelligente, sa di obiettina e sa costituente. Essa guerra e liberazione, comandante compagnia la pretesa. Femmina guerradora mai arresa, a suo diritto da ia sa regione. Desa femmina lei a sa difesa, in seri sa validate e sa costituzione. E mancare con palza pagagosa, pro bandera in prea sa mimosa. Si l'è descritta ansiosa la Pio, di a mie bea posto gruppio. Leggido questa storia e mi ha emozionato e tanto la puoi fare a nominare in questo modo. Questa Teresa Mattei la conosco in Pagos, è nata di su 21 e mostra su 23 mi pare, di Genova, però mi ha colpito la storia sua, ha passato dedotto, però e poi fu più giovane i clienti della Costituzione e adesso si è dato la parità alle donne, mi ha colpito questo e ha fatto il suo. La giusta critica alla Costituzione è una parità, vero? Ma che bella figura. E tanto vieni da recitare Maria Lardo De Ossi. Prego Maria. Da Canovide recitare Maria si prepara Franca Burrai. Buonasera, io sono Maria Laslo e sono Deussi. Ha poi scritto questo verso in muto, giusto per scrivere qualche cosa. Sabacca bicaiola, pischende in alto mare, aliusta e bazzello si tentata a torrare, sa rosa che è volata, caro meu gravello. Torrata a rondine lontana, a sa dulce primavera, attraversando ogni costera, torra pomposa e galana, de vellutus e vestita, e amata rondinella, godi sa vita, novella, primo de sa dipidita. Addio comare rosa a sabase ziandende, che m'ha nato una cosa che possezzi cogiuende. Quando riese
ti è abbondata, non riesco a narrare, quando riese ti abbondata, sa bellezza, quando bianche mi lea sa vita, e tue chi mi biumba, sempre presente a tie isto Columba. Grazie e buonasera. Abbiamo finito la prima parte dei suoi poeti, e ora mi cuciamo Saughe melodiosa de Branca Burrai, Chieni, Dai, Galtelli. Buonasera, io sono Franca Burrai, penso dai cartelli, grazie a Casetta Stottinocche. Io scrivo la canzone Ermeasa e per la scuola. La sto a riscrivere il sotto il rispetto che sono stata autorata dall'autrice. Quindi stasera vi presento qualche brano che volete già sinteso. Sul primo estrivo per Deus, dedicamos a su Salapio Monte, su Padre Marieggio, e poi tutto un sorbabos che purtroppo non bisogna più. Sul secondo è Solatie, che è sempre una canzone d'amore scritta che nos sta a fianco, chi nos crede e chi nos crede bene. E la terza è La cura, che di Franco Battiato, che aveva potuto scrivere in sardo, dopo che un'esperienza che ha fatto il Batto Natale al Facchete, in una casa di cura, in un ospizio, dove ho visto queste persone che mischina, che contenta, di dormire, che comunque abbiamo già animato in nie, e io ho visto le persone, e quindi hanno apprezzato, ed è qui che ha scritto questo testo, che poi ha già intendere. Io vi benvenuto. Grazie. Troppo
la figlia. C'è sempre un po' di emozione. Grazie. La cura. Dedicata alle nonne, ai nonni, a chi volete bene. Di persone, quelle nostre persone di una volta. Quizás entranan estos tiempos, algo te lo crees, canto miser de pésame.
questa tecnologia che non siamo là. Tanto come dovrò cominciare con una poesia, è serio? E veniti a recitare questa poesia Giampiero De Logo De Uri. Giampietro. Allora, questa è la prima volta che entro a questa fiuto con onorare a Tio Salapio, così che ho fatto uno sonetto proprio con isso e poi tutto il gruppo di alla simbolo ognuno secondo le possibilità di sua onora la lingua e la cultura sarda. Salapio e Monte, un rio basico che chi a cantare anades e piches e pedras de fundo, fi ponte che permettia di passare in sentito sul poco del suo mondo, vento che messo su trigo brundo daia d'aleno a sorrano de triulare, dai Deus condannato a ecultare de saperaula su un vagabundo. A Tio Salapio Dio non lo conoscia, ma ventomato che maltre poeta, e tanto in quel terri da mia ha cantato virtù completa di chi è ola, da chi scrive di poesia e di chi è essa prima il suo profeta. Grazie. Come De Rosei, Giannicola Basile De Rosei. Prendi i te punti contrattando. Comprendi. Capapo comprendi. Prego. Buonasera a tutti, da Rosei. Io ho composto una poesia per il babbo e la mamma di amici e amiche e ho voluto fare questo pensiero. Prima in italiano mi hanno aiutato le figlie, poi l'ho trasformata e elaborata in sardo, in poesia sarda. E ho fatto questa dedica a babbo e a mamma. Babbo a 40 anni ha sconosciuto a mamma, in su fiore della sua gioventù, amborduos, amorosos e pieno di virtude, che in su suo 28 anni ha disacceso la fiamma. Già non te ne sei andata lontano, che stai vicino in suo paese. Lumenato este sloco baroniese, in noi possedere dichiarados dande posa mano. Il suo 69 su matrimonio fu celebrato, certo non fide un periodo felice e armonioso, pruite un lutto ha colpito sposa e sposo, e che lacrima di gioia e dolore che l'hanno consacrato. In su 70 è stata arrivata la prima a suo nido, sperando in un immenso tempo a venire, batto sperlas babbo a non mutire, e in 80 saprò minore a gioido. Tu e babbo, che mamma ha duramente costruito, sos fundamentos de sa domo che in sudore, che in dignità e onestade con sonore, sempre che in simplicità che muzzere e marito. Sos valores e sa vera ricchezza, che nos ha stramandato voi genitore, da sapro manna a sapro minore, e in suo coro e sa mente resta accesa. In eredità nos ha lasciato a battor fizzos, pro non essere sor valores dimenticados. 3 femminas e un homine solumenados, sempre unidos che in amore e che in vastizos. Babbo, sa vida non ti ha risparmiato, battaglias de affrontare e sofferenzas, de malumores in sa vida e canto penitenzas, che in culpa per una già hai scontato. Babbo, sei stato sempre rispettoso, in domo nostra e che in sos tuos parente, che
chi in foresteris, amicos e conoscente, si è sbarrato umile e umile valoroso. Mamma, sempre amorosa, forte e fiera, nonostante che in sa vita burrascosa, al mannato addennanti sa famiglia valorosa, a mantenere sempre alta sa bandiera. In sa battaglias vos ha del fatto sempre onore, e chi in coraggio impare ha disaffrontato. A testimonzos, battor fizzos ha delassato, e chi in s'unione paris non manca in s'amore. A bois, babbo e mamma, questo pensamento, amo scherfido in poesia alla pensare, sempre unidos in eterno da restare, pregando povizos ne podes ed ogni momento, come chi se disimpare in sarto paradiso, dazzi nostra forza e mandate un sorriso. Grazie. Grazie Giannico. E come si transeu, pago curus in bascio di Sardegna. Piero Feno, de Iglesias. E con Piero ricordavo su a Mauro che vi ha soprato di Piero, che vi ha un poeta che veniva da sempre con noi e che purtroppo sapeva se la sa. Infatti preparato su bonus. Buonasera a tutti e ben agattaus. Iniziando su come ti ricordavo Rosa, non se non nasco o fai poesia, se vuoi scrivere poesia, se vuoi fare giusto una premessa. Se non nasco come improvvisatori. E fra di me un Mauro invece ha sempre scritto poesia, infatti questa distinzione pure che io sono poeta e dobbiamo cantare dopo. Poi se noi su questo su quasi indegnamente no. E ha scritto questa poesia nasce in italiano, ma ti invitavo a una cosa come ti voglio dire, si gusta, però pretendiate a scrivere in italiano. Non mi piace di scrivere in italiano. E quindi poi dopo giustamente tornare a ripassare e scritta in sardo. E il titolo è Sa poesia. Saluti a tutti, seu sa poesia, figlia de poetessas e de poetas. Mi scritti, mi cantanta con cortesia, come idonia dialetto di lettas. In ogni forma cordiali, ai ci giro tutto su stivali, foscolo ma boffi pozzanti, leopardi con silvia zelanti. D'Annunzio ci gioca con Savina, con me vende faina, in sa forma brusa eleganti. In Toscana tengo a Danti, chi m'ha sposato sa divina, tutto a tocco de terzina, poi in ferro, purgatorio e paradiso. Per me una carezza, uno sorriso, lunara fine Samerini, per me non ci ne confini. Sa Rosselli, sa colonna e saleramo, ci desian tabello ricamo, antiboffio, antifatto buona semina, camantiboffio sempre femmina. Ma vo grazie ai bello stilli, se ho grata a s'amore maschile. Trilussa poeta de Roma, mi stuzzicata con suo idioma, chi deo stimo con riguardo, ma si voi giro su sguardo, ecco con me suo pulusardo, possa lingua sua prena di armonia, d'ogni voetà e poesia, de questa terra primordiali seu ambasciatrici mondiali, ai scherescino a rennescio i stenoris, patrimonio dell'UNESCO, ma manco de gusto se usazia, c'è sul Nobel de sa grazia. D'ogni sardo vuoi vantai, che sta ancora di eguagliai, banto sardo si improvvisai,
ottavas, moquetos e versos, com tono e stili diversos. Aonde romanos si sunt verdios, ma com tigelios si sunt rinverdios, su cantori des cantores, in iscorti bullianti favores, o all'irgaius sus imperadores. Ma iapu verdio sa postura, in campidano, logo d'oro e gallura. Sa mia presenza è sicura, posando, santa si disprazzasa. Oi puru seu presente, oi puru tanti gente, con me composte e riverenti, po passioni, amori e cortesia, torro grazia, sconvera l'irghia, custa seode, sa poesia. Grazie. Grazie. Grazie a me. E questo può tornare sempre a suo conto di prima, quando sa gente, i poeta, a tovi hanno trovare in un luogo benito dell'arco, questo è amore per la rimba, amore per la passione, amore per la poesia e amore per la terra nostra. E come venite a recitare Francesco Campicano de Battara. Buonasera a tutti. Prima di tutto saluto a tutti e ringrazio a Mario e Sorelle Sardita che mi hanno invitato, come sempre. E stasera ho scritto questa sottata che non manca una mamma, sia da chiappa da 50 anni, chi ne ha 30, chi ne ha 5, non cambia nulla. Quando è mancata una mamma, non è mancato un piccolo figlio. E questo è successo a me e novella e meda. A che sono andato, mi hanno chiamato, fidi sul letto, allo fibbia, ma vai a pago. E mentre la via baidende, ho cominciato dai comunque fino a pesce, senza da dinanzi a essa. Mentre la via baidende mi sono tornato a tutto il rammento, tutto ciò che abbiamo passato in pare, su chi mi ha dato. Ho cominciato dai suoi soci, a Salmano, a Sallara. E ogni cosa che abbiamo io, mi ammenta io su chi mi ha dato, sia chi sono soci, chi Sallara, chi Salmano, su chi non si dove. E tanto ho scritto a casa, ottava. Mentre di miro in letto moribunda, colcata in un luogo ameno, dai corpus tuo ascolto saleno, che invia da esanima profonda. Su coro mio, come in te un'onda, tocchedda ma mi rende sereno, che senza guia e su sennore, rosa dimora e s'eterno amore. Mentre ti miro che una mariposa resta spasata candida che nie, bella serena pare rierie, salutende sa vita zeniosa, sa chi t'ha fatto giovane sposa, consenderai china al fino a mie, però a berare sul buono desisos, a sallevato sano sette visos. Mentre ti miro, che in sentito al manos, annotto a fizos tuos addolorados, tanto luego mi torran sospassados, ammentos, allegros o quin affannos, dejando via alo in vilde spannos, contenta gioco in sos impedrados, in sal carrera desai delattata, che a 20 anni stia adottata. Mentre ti miro, mi falano su cuttu, sa lagrima se mi bagnan sa carena, su zambe ni scurrende in savena, trimulende lo va che su murmuttu, mi pare cuddolatti che ha posutto, dai su sinudo in oramena, capicco su alimento divino che mi ha dato ravvolta il suo destino. Mentre lo miro con sus ojos tuos, bileggio las penas e su dolore, sospiros canol de bianco colore, mostran de sos annos sos congruos,
Figlio mio, sti pianghen ambolduos, da ende di segnale di amore, mi rende sa nonna indispedita, son perdente un canto e fida. Mentre miro, salmano si scarrida, sul cadas que impiul de millifenas, mostran de sa vida totes as penas, peleas que in tempestas e feridas, de gando finisanas e unidas, voltes que ferro e duas cadenas, tessidoras e bon alfaineras, teracal de incunzas e meseras. Mentre miro all'aras meravigliosas, mi tornan a mente quelle ninnias, de gando in brazzo mi cantaías cantones délicas e amorosas, cus al finis as horas gioiosas, de todos afectos que mi exprimías, tanto como mi rende desallaras, y setos y calquios aminaras. Luego valtis por sa despedida, a frades tuos Antonio e Andrea, saludo a puro dai valze mia, non la grascia che t'ha battuto in vita, quando vigas a sade fiorita, torna a abbracciare a babbo mia, che adesso è 70 a mano denta e di pregare per tutto l'ammenta, di tutto quanto, il figlio e il nepotes, Santo Francisco, saluta Luci Podes. Grazie Francesco. E Lula Isangela. Isangela Cazzole o Cazzole? Guardo sempre Isa. Cioè la conosco da anni, so ancora non imparato su Buonasera a tutti. Allora io ringrazio Mario e tutta l'associazione di Adrosi Bolu che ci invitano a queste serate molto piacevoli e soprattutto amichevoli, che non sono poi neanche tanto un concorso ma un incontro, uno scambio di idee, di poesie e di cultura. Allora io ho scritto questa poesia originariamente in italiano, mi è stata chiesta per cortese aperta a Lula un angolo che hanno fatto sulla violenza della donna e l'ho tradotta in sardo come ho potuto, ora ve la leggo. Su preio desa libertate, morta masa, a tapistu, violata e sacrificata e sartare desubarzio e spicu tuo, condannata da eresia tua pro non aver rinunziato alla dignitate de femmina e mamma. So cussa rosa ruia, chi tu è che ne coro ha struncato dai suo sacro giardino de sa vita. A gioventù masi spartinata, pistannemi sarfozasa e strazzannemi che spina, zuvrore minuto che creschenne itin intro de susino. Solo per mostrare a te amantessi che si non sermere servì l'assassino. Ha cercato di scancellare l'esistenza mea, ma Susanne meu, ruio che sentito e zelo, martire massacrato dessa libertade. Sempeseta può essere a costaggio tuo, per lasciare l'assinare che forza de atonzo, lacrima arranchida già, e sandala desa vita tua. A maniera che non menti che sonosco meu esa gurba tua. Grazie, grazie. E come de piaghe mi pare di Giannella Vacca. Ecco. Le auguro mi chiamate sempre poi da qualcuno altro. No, se ne le auguro. Hanno saputo a tutto, buonasera. È doveroso ringraziare il comitato, come te sei, sapete, si nalagai, si ringrazia il comitato, l'associazione Dando Rosa e Dolores, però in maniera particolare Mario, che non solo deve essere presidente di questa associazione, ma figlio di San Piemonte, che siamo usamente e batto via, fino a Sideo e sublimano i partecipo. Figlio doveroso deve essere, però a me però è fino a un grande viaggiere, insomma, di noi.
Tanto vado una parola che non ho piacere e mai non sa da piacere, fossi anzi che non fossi, bisogna ancora intro e delle guerra. Se l'essere umano nasce è già pieno di conflitti, la vita nostra è tutta una guerra. Ed io penso che se infatti somine non fidicato in guerra, non è tutto, non abbiamo manco pensato cioè in tre paesi non abbiamo manco pensato a fare guerra fuori. Ho scritto un sonetto in merito, su primo sonetto di Frio. Guerras. Nascimos in guerra con questo mondo, piangente, come un periodo di recreo. Passiamo tutta la vita con anneo, mozzende, poi di un secondo. Guerriamo tra frades fino a fondo, pregando pace in nome di Dio. Brigamo pro su dove e pro su meu, dende nostra mano a ballo tondo. A noi se tutto non facciamo guerra, mi rende sempre a su chi no amos. Povero semos in umiltade, orfano dessa nostra identitade. Si transo a carrela che ogamos, bocchendelo pro un bunzo de terra. Grazie Giannella. Con Giovanni Villa De Bitti. Su Gigante De Bitti. Non conosco esattamente. Sai, ha sconnotato talento e ha spessato a diverso. No, grazie. Non lo conosco. Tanno, verano, esiste io ne so amore, io la penso vai. E tanto così tanto mi inchellassi una carchi iscritto che pronare poesia insomma binnechere e te e volevo questo questo è un sonetto che saccoa un sonetto che saccoa Zagrassa che mi ha fatto su sennore e scuda che disizza d'un sposo che mencus esti stato generoso prenato ma su coro de amore in sarde s'hanno satta dei gozu a mie giovanette innamorato a dinco ti mi sono declarato tutto su mondo vi meraviglioso fis tu eri lucente che stella e di stella sapro lucorosa in conto de bellezza sapro bella non desistia pro meravigliosa tappi infrizzita in coro caraprella che sa vita se mi sposa si bella via stando a sa primora galu pro bella naro se ancora. Grazie Giovanni. Vanessa Donaera De Ossi. Appunti che Vanessa no, ti ho qua dentro. Sarà Puzzi. Tanto la un'edda da me invece sono tanto. Salve a tutti di nuovo. Queria ringraziare l'associazione della Simbolo per aver invitato Dorra, grazie a Mario. Questa poesia che ha separato da bolleggero e lei ha separato a primo da che ha deciso di partecipare oggi. A poi però ha cambiato. Da che ha cambiato non ha più sagattato questa poesia sanoa che queria presentare. L'ha ponato Vinza a Mario non resesta da gattare, che me la si scrive in un papiro, ma io chiedo che via. Ed ho poco compreso, poi non l'ho pagattata. E dopo Bolonaro, che poi bolleggio due poesia, e da voi Bonaro proiette.
Sa prima si narra siga su zocco su goro, che noi facciamo sempre questa cosa da che sono fatta, bella o mala che siano, però mai non preguntiamo su chi ha passato la gente, che stiamo passando noi se prima di questa cosa fatta, ma non poniamo mai in soppano questa gente a narrare mai ti ha passato a primo, s'attesa, s'ansia, su bello e su malo, da voi la zisa comprendere. Siga su zocco. Allo che pare di un prammo, senza donciare, balche non siede una lastima. Intanto solo due intende se zoccare. Uno desiderio è anima, focus è fatto, e che uno papilo in momento ha bruciato. Solo usa timoria a chi non anda da filo, che finza sa più attesa se sa cosa sa, da chi è desizzata pieno, dove nessi si è rosa. Goiti che le assaleno, so zoccoso che assultini, di uno disizzo bramato e su responso finza a malo vedini. Tanto la sa disizzato, chi luna in chelo e mandico in banca, ma si intento sa conca di leada, e ballare e fa che sa zancasa, su corodou intanto isperada, questa attesa a non si fa dire. E oggi usa chelo a Deus gherchende, onzi notte primo di ti dormire. Buonannoa si settende, ma primo do su petto l'ha compreso, da che si su coro la lea zocchende, prepara di siendami, su mondo sta d'inteso. Grazie. E su mondo m'ha d'inteso, che sonare quasi 2 mesi fa, un'amica mia non è stata tanto bene, non si intendia bene, a Savine l'ha nati da ospedale, fa il dente su zero, nendemi sto male, ma come facciamo noi a quantificare quanto può dedicare male una persona? Proprio a un certo punto non mi risponde più, pensavo che fi dormita, si incrasa, Manzano, suo compagno, mi chiede che grazie, fu in coma farmacologico, ad appido un problema. Deo non chiede pensare che in questo momento non va dedate, non va a sorre, amica, va solo una persona che è soffrendo e tu sei sicuro e non potete fare nulla. E Deo non chiede pensare, grazie a Maria, 31 anni, insomma, Issa, ma non me lo potevo immaginare veramente. Quindi l'ha scritto 2 righe che io ho potuto leggere, ho pedito il permesso a sua fratese, che giustamente è una situazione un po' particolare, però grazie a 3D come sei stata, abbiamo finza messaggiato e quindi Deo questa serata la chiedo dedicare a Serapio, ma finza grazie. Grazie. Si penso a te e m'ammento solo risa se unidade, notte e die. Da esa pizzinia una grande amistade, tantas avventuras, non si potene contare, una pizzina de valores, tanto rara da cattare, che in sunie un fiore, cuso socio bello so, chi tu torren a bidere, sa bellezza de su mondo, cagenza su douriere, pare chi non gire de più sintundu. Chi dorre sa vita che colore se berano, a narre macchine su pari, in su mare e Sardegna galano. Voi chi tutto su malu in momento e compariti. Amica mia stimata, conosco so che mendulas, misterioso, non solo di affora una mirata, ma sa dorcura acquada, prosos amigos preziosos. Non ti sente s'attorrate in vita ossesa, che Pedro e Zulema ti suni e settende, e fratestuoso a t'abbrazzare con amore e contentesa. In sos brazzos de babudou e mamma tua, a vita torna a gente. Ti cherzo bene, grazie a amica mia, che Deo ti dona sa salute e sa armonia, che noi si te settamos in allegria per tornare a godere della tua compagnia. Grazie.
Grazie mille. Grazie mille. Grazie a Vanessa e auguriosa grazia a tutto questo sfidante problema di salute. Con Carmelo Caria e Saliguera. A posti di Carmelo, questo è un intrattenimento con il Launeddas, quindi cominciai a si preparare, Bruno, Maria e non mi ricordo, e Anna Rita. Susando nostre salimba mia, poi te deus aligareso e su catalano è la prima lingua, no? Però a me piace fare dare in sardo, poi te deus è sardo, prima di tutto. E allora, ogni volta, quando scrivo in aligarese o in italiano, lo traduco in sardo, lo udoreso. Speriamo che sa lingua sia come la nostra o un vago a suo manco. Sa poesia è intitolata Amigos mios, vos scrivo. Amigos mios, vos scrivo, pro mi regalare un vago dessa vicinanza vostra. E se voi spuro mi rispondite, appa essere contento, commente a bosare tornato a biere e accanto a voi mi appo intendere. Scrivetemi de commente stades e de su tempus chi faghet igue. Scrivetemi de sas nostalgias vostras ed eo vos conto de sas amarguras mias. Desessere solo in costumare de persones e de sas differenzias intra mie e custo nuda che mi chiede aggregare e non mi rappresenta in custo voi demente chi mi annoiat e mi disesperat. Massimamente quando vala da su zero. Torrende ad uomo, spesso mi vrimo a baidare a sas stellas, chirchendene una chi vinsas bois bidides e mi varet de essere accorso a bois a questionare in paris de gudda chi nos illumina de su cammino e si in su cammino nos sorprendet sabat bello est a sagattare d'un sutta de un arbore manna chi totus uguale amparat a inghirio de un unico fuoco umano chi con s'amore nos asciutta da totus e riende e questionende se zidos in chirco mi vonzo con voi a buffare una buona tazza de sana fiducia che scaldit sos animos e nos fagat reposare in pace es de cuddu chi vos conto e con custos pensamentos mi preno s'anima o dormire tranquillo e isettare chi vasse de su vostino crasa manzano. Grazie. Tanto come Anna Rita Filittu, Bruno Loi e Maria Fogli con il Launeddas. Un applauso a Bruno. Visto presentare a Issa non posso non avventare a Daniele Giglio che è un giovanissimo pizzino che è molto giovane Saliguera in Buona di Grascia e sono io da fisarmonica non siete più rumena capite non si chiede sempre però preghiamo di fare un po' di attenzione capite. E se tutto il campo sicuro non è finita ancora, deve essere un po' che poi scescia e da voi non mandiamo su un mosso tutto un pari. Guardate, sono venuto dai Cagliari, San Launeddas sono un strumento che ha da più di 4.000 anni, quindi
stiamo facendo di cultura, questa è una serata di cultura, ed è importante che Bruno, lui, Anna Rita, Pillitto e Maria Fogli siano in nove in questo momento. Caso non bene dal titolo di amicizia dai Cagliari, poi c'era un paranoisi questo sera. E lo presentano due cantori, però lascio sapere a Bruno che gli piega di su. Buonasera a tutti. Grazie insomma dell'ospitalità a Mario e a voi tutti per sentire anche le nostre musiche. L'attenzione non è solo nostra, è anche la vostra, cioè noi abbiamo ascoltato le vostre poesie e sono veramente belle. Complimenti a tutti quanti perché fate onore non solo alla città di Ossi ma a tutta la Sardegna. Veramente bravo. Come diceva Mario, noi siamo venuti sempre con Daniele. Daniele era un nostro carissimo amico, per me era quasi come un figlio, è mancato un paio d'anni fa e noi lo ricordiamo sempre nei nostri interventi. Questi brani li dedichiamo a lui. Va bene.
le queria preguntare una cosa, Bruno. Ho inteso che questo strumento, vabbè, chiunque c'è un strumento a fiato, una ramo, più antico dell'umanità, di tutta l'umanità, e che forse bisogna la possibilità di fare su UNESCO, una ramo, come patrimonio dell'umanità, è vero? Sì, allora oggi proprio c'è una delegazione, perché noi apparteniamo anche a un'associazione che si chiama Assozio Leoneda Sardegna, che raggruppa tutte le associazioni, tutti i suonatori della Sardegna, quindi siamo circa 200-250 suonatori. La sede, diciamo, è a Cagliari, e oggi c'era una delegazione, perché una delegazione UNESCO che è venuta un pochino a indagare la situazione di cosa può essere lo strumento che rappresenta la Sardegna, perché ci sono i tenori, sì, ma anche le leonedas, diciamo, che hanno un po' di storia, e quindi questa delegazione diciamo che farà come prima tappa appunto Cagliari, e individuerà appunto le persone che più rappresentative, diciamo, delle leoneda, come può essere il maestro Luigi Lai e altri suonatori, e in seguito il percorso, anche se molto complicato e complesso, speriamo che si arrivi, diciamo, ad avere appunto questo titolo, ecco, questo titolo che le leoneda vorrebbero, ecco, anche perché, ripeto, è uno strumento che appartiene a tutti i sardi. Okay, speriamo bene. Complimenti ancora, grazie. E andiamo avanti con questo terzo gruppo dei poetas, diciamo, Gavino Arca, dei Quattronzanos. Saluto a tutti. Stasera batto via che chiediamo su concorso di Sabolani che si usa la Piemonte, Babbo e Mariello, torniamo grazie alla Simbolo, ma in particolare a Mario che vi su Babbo, e che narrare chi bisogna proprio a lamentare su Babbo. E io stasera ho fatto questa poesia per un ammento da mannetto mio, per una campana ezza. Questa campana ezza l'ha pulita quella di me, giocata in mano, e mi è tornata a conca proprio questo contato. Questa campana più ormai da 20 anni, ed è sonante ancora. Me l'ha regalata a mannetto mio un tonarese che si è incontrato la prima guerra mondiale, poi anno dopo è andato e me l'ha regalata. E tanto poi ha fatto questo conto, non io da più di 20 anni so di aver morto, e io da 7 anni so di aver morto non. È un uomo lucido, un uomo arto, in berritta. E io hanno fatto questo conto, che questa campana, che da Bilna, che di Ervona, di Armada, in questo monte, ma poi si ferma da un certo punto che isse e i suoi anni schimbanti hanno emigrato proprio dai Bultei e si sono infalato su Ainoghe a questo scampo di Quattronzanos che noi siamo ancora, e sono bene quasi a Sazzega che noi schiano su luogo in una colare tramite amico so indissio sono arrivato a Ainoghe, e questa campana che ho sempre fatto suonando fino a Ainoghe, poi ha suonato Ainoghe ed si chiede a suonare. Che su sono sole si sia da come una preghiera proissoso si lo ascoltano a da che lo ammentiamo su fino a sono che sono pius e scommente che sia ambioso a da che si ammentano, ecco, come stanno sponiamo su occhiali lo idere saluti da campana Donaressa, sacchera da samento, lo contato dai canto via via, lo pisetto, pare che ancora intendo a mannetto, s'ultimo da sereo berritato. Minesiti, olvidare non potto, un caro amico donaresso,
in guerra subendo che da che 8 l'appo connotti in questo luogo stesso. Hanno sa poi una dia fritta intonare so deve filo passare, ecco lei a fare sa visita sa amicuzzo per lo salutare. Su caro amico de tempo lontano in sa furrazza fumata e scurosa nerzedi gli ha da mostro questa cosa, una campana l'ha fatta a mano. Ti la porro come in sa bonura a su manco che debba buona sorte tenela conto le adin le cura dispeditos che non abbraccia forte. Questa campana la partita a domo poi che una bella l'odurata a un pecos e punta appiccata gaiamo seguito fino a como. Esas noteras de duro granito repiccaia distinto su sono che meritas danzones e in sositto fra un maia non parano con sonno. Sempre ha sonato per esa montagna dias bonas e dias e annuzadas vida tappa e tempos de sicagna verano spirtes mannas temporadas puzzones adrumadas e sabido a bolo espalto in sas eras abido e inteso tantas feras fattendo abitti in su buscoso lido abita a noi in sa caminera da questo monte l'incerta via e mi grande da saida nadia pro coronare bisos de spera issa sonende che in boca corada attraversende sartos furisteris che a Mosè andende ventureris pro iompere sa terra disizzata s'intenda dalu su dono funguttu chi tinna dai montes e pianos e beneitas sas fadatas manos de su mastro cattie ha costrutto. So incanito in conca e chiso ma due più sbessa se stottora dessa mente mia amparadora caso contato ma sbocata a pizzo sos mannos casconnotto sono mortos reposano in sa celeste dimora ma l'uoe chi intocco sui sortos pro i sostutto se sonenda ancora paren sos toccos de sa fe Maria chi pranetta anche frizzas in su coro sia su sono che pregadoria in suffragio sas animas e in soro cada ninteso tante ricurrenzias in sos montes d'aria frisca e sana asa connotto varistas herencias da cantadomo battito di lana ses testimonza di un'era antica cattura da in coro marmurata cadu ancora ne si stiga che in s'armonia tua sussegata mi rende la ischida visiones e bundan sos ammentos che fontana siga a sonare fatto sos masones o dona terza nudi da campana grazie e a me la salve. Grazie Gavino Arca da Gronzano. Gavino, un aumento dedicato a Tieburu. Como dai Burgos a Roberto Nieto, un applauso a Roberto. Buonasera, io sono arrivato un po' in ritardo, purtroppo hanno chiuso di nuovo lo stretto. Ho scoperto che i parenti antenati di Crosetto del ministro Crosetto hanno tutti avuto problemi quando sono andati in vacanza. Per esempio c'aveva Crosetto una nonna che andò in vacanza nel 1944 in una spiaggia in Normandia proprio il 6 giugno insomma, il giorno dello sbarco. C'era anche una zia a Crosetto l'11 settembre del 2001, indovinate dove si trovava in vacanza? A New York. E proprio lui il 28 febbraio si trovava in vacanza proprio in Medio Oriente, il giorno che gli israelo-americani facevano scoppiare la guerra. Speriamo che questo qua non venga in vacanza in Sardegna, no, ci bombardano anche a noi. E quindi ha creato tra l'altro una sorta di imbarazzo politico e
diplomatico e nel governo per via del fatto che il ministro che doveva difendere l'Italia si trovava in quella situazione. Hanno dovuto mandare una missione per recuperarlo, insomma, come in quei film americani dove mandavano le missioni a recuperare i soldati persi, ecco. Il titolo di questa poesia è Salvate il soldato che raglia. Sì. Coettes che savrocca fin falenne, mannata dai sughele e dai sumare, ma troppo che visi con mannenne, a gusto tu podia avvisare. S'orchestra intanto vi sonenne, mentre a sa nave vi profunnare. A Crosetto l'hanno fatto gai, a Zummai che resta in Dubai. Contento visi il ristorante, in su mezzo il luogo del suo lusso, ma quando che tiene su turbante e su conto ti lo manna al russo, mancare se se manno è gigante, con sta orta di trema da su brusso, da esa mesa di neve sarfamito, che è il luogo malo che ha fatto su nido. Mentre l'Italia è in bancarotta, sa figura il fatto che è a bubu. Non lo naran però sutta chi non conta sa un tubo, mancare cube su un metro cubo, resta che se a bocca sutta. Cabro su medio americano non se gigante ma sernano. Canno su missile falau, che partita a est sa guerra, e se si può in dune scantinau a 30 metri sotto la terra. Sai annita crai che serra e a barra sinie a succonau, e se Italia paghe d'affidamento a chi è se scagau dai si spavento. A questo punto su ministrone tiene su problema di girare. Hai fatto io che familiare, a mano, secchiello e ombrellone, sa sicurezza di una nazione in mano a uno pellegrino in mare. Chi li può succedere prima o dopo, deve girare pure autostoppo. Salvate su soldato Crosetto, esperti su Medio Oriente, dei nari da sprenato su sacchetto, fattende arma sprocchi rezzente, cue su tavussu che l'unietto, fa che sa figura è molente, pro di salvare che avvisi in oriolo, ti che riaspur pagare su volo. E siccome sermanno in statura, pensa anche se su unico uguale, Meloni è sto scherzo e sa natura, Tajani è malato mentale, poi per suleghista mannale chi non te ne betto e ne misura. Dunque a questa allegra coalizione pare s'armata Brancaleone. E tanno ti lamenta schincue a ticchiere collere non resessi. Che appena con espea fora o essisi s'al bomba bifala andai sarnue. Ma pro caso ana esse s'armattessi chi li s'arbennito proprio due? E se sa cosa fin decisa da mie vi potete scontare che barra senie. Grazie. Attento, grazie. Momento sicuro. E da Iardara andiamo a Tenanti, chiamiamo a Giovanni Tette. Un applauso a Giovanni. Buonasera a tutti e bene apidos. Ringraziamo il socio culturale alla Sabolu che prossamente ti sono a Piemonte hanno stato invitato in Fasero e questo compito che è un compito di fratellanza. E a proposito di Isola Piemonte ho pensato a fare un sonetto a un monte sul Locodoro, appunto Monte Santo, Vituchi Deoso de Aslara. E dai giorni Savinetta mia su Manzano guido sempre. È un monte importante che vede Saria Santeria e De Sant'Enoc. A Monte Santo, dai eterno a si capitata imperatore esatto, tento abbanto, patrono, de fontana sabei panto, de mei logo, samanna contrada, de Santelia. Sacheia sagrada tue, sesso patrono, o Monte Santo, fidele bene commosso de pianto, e pellegrinos assi benoiala. Miras a Pitanoa e Gennargento, Corsica
Asinara e Monteraggio con Camporiccoso e de povertade. Ma gente mena con gioia e contento a aprire di campaggio vaggio tu e il in silente dignità. Grazie. Giovanni, grazie e un aumento a te di questa via. Grazie. Cominciamo dai Berchidda, Franco Dente. Un applauso a Franco, è la prima volta che partecipa a un concorso poesia di Alla Gemolo e detto su che ha fatto tutto il caso opera con Inzoloso. Buonasera a tutti. Franco Dente da El Kid. Grazie a Mario che mi ha invitato, che io scrivere una poesia per la guerra, ma poi a Paidente Salocantina, a poi che poi da un certo Roberto Nieto, me l'ha immaginato, questo sicuramente scrive una poesia per la guerra. E ha poi cambiato idea. Ha scritto una poesia per Pizza Mia, che su 27 di Malto ha dato una visetta. Si è stigliata su 26 e su Vizzichetto in Roma aspettando sa sorre. A Lilli torna a Sandomo piano piano, con suo socio distratto e con suo coro e battito forte. Sol dolore del palto non son più suonamento. Issa, mamma a noi, con salute manna, torna d'andomo con Lilli, sa pizzina in braccio. Acculza sa Gianna, con sorrisi in sa cara, e sa mano sa tremoletta, suo frate minore sta aspettando. 3 anni in petto e un'allegria sincera. E noi è Lilli, fa chi temi la ieri. Sorre mia, sorrighetta mia, Lilli. Su babbo s'abbasciata, in bollica de panno dormente, Lilli pare un angelo. Su fratichetto la idere, su risi so scappano, e sa lui so socio, si senti subito frate manno. Lilli, 1009, Lilli, sorre mia. Sadomo, chi pare sempre stamatessi, si illumina di calore e di amore. Sul muro che ispira una melodia e da nuova, ti narrano, benennita, pizzina ona. Sa mamma, rugia in cara con Lilli su petto, senti sul mondo e li pare netto. Su fratichetto s'acculzia con animo sincero, benennita in Roma, che non mi pare vero. Franco Dente, a te un momento. E cominciamo a Antonio Nassio Garau. Un applauso Antonio. Saluti a tutti e grazie alla Saimbolu. È la prima volta che vi guardi a Sattovio che incontrai, però si sì con me in Facebook e bio tutto e fai una bella che sei facendo un po' abbiazzare questa lingua, questa poesia e questa cultura sarda. Se per esempio una repentina, questa repentina è una delle forme poetiche del suo capitano di Aristaisi, del suo capitano de Mesus, pratta in 300, in Marmidarte, in altro locus, è fatta di ottonarius addoppiaus e pare secondo un assozio di amigos, a repentina e mutetto su seus circhendi de l'orrai abbiazzai, questa forma di poesia che pensai che dei poeti mannus nada varrau in vita unuscetti, si è feccateo, de futei. Però se cercando di non asperti questa è una repentina saderetta e noi sa terminologia tecnica saderetta poi nai con la rima al mezzo
è un obbligo. Samarolla, questo due sottonario sull'ultimo verso del Pitorrai Parisi, con questo in mezzo. E t'ha fatto, ha proposto Parisi, le questioni se ho conoscenti, sa guerra, s'economia, su dinai del suo mondo che è sempre devruso in mano de vagos e il popolo è sempre crescenti, i macchimminisi che siano intendenti dei presidenti e dei status che si creenti Deus, sommini che andano a Salluna però se usano del meico de base e che andano su ronto su corso del peso varrai oras e oras. Ma parla da cussa scetti. Quando donna fuetu bello, portatori di amicanzia, noi schinnizza sapianzia in chini desti nemico. Quando in base a rose e trigo si produce intermamentus, poi fai cresci il lamentus de innocenti bombardaus. Quando Bruno mangiaus in maniera de su carbo, e su cielo chi fu d'arbo si nietica diritto. Quando paci e rispetto non si spragiti su mondo, perdius in sospere fondo dei sono dessa guerra. Quando muove in dessa terra naficetta sa luna, ma pregaus a fortuna po saludi e po saguta. Quando finza sa natura scutta fusti appetticata, manda sinnu de furriata con ciclonis e uraganus. Si deis poverus cristianus se ne vani ni disvagus, sa ricchezza in mane vagus non di deni considero. Si in mese su desispero, finza Deus pari surdo, e su governanti burdo si intendi che ei su forti. Circo cosa che a conorti, che mi faccia compagnia. Scrivo verso de poesia, che mi parra cussacetti. Grazie. Grazie Antonio. Rammento a te volo e grazie a essere venuto con Paranoisi per dare onore a Salappio Monte. E andiamo avanti, andiamo dai Nuoro Francesco Mura. Un applauso a Francesco. Buonasera. Grazie a tutti che avete organizzato, tutta questa bella gente che gli piace questa poesia. Oggi stiamo lamentando sul babbo di Marietto e deve insistere una poesia che ha scritto il suo mese Natale che gli ha messo regalo a sorella mia, che sta andata una sorpresa che ne conta nel capo non sa fare cavare. Sorella mia, die be fulana, maledita, avete che si è andata in questa rovesca britta, o estetta male assortata, a strumorto e prime sora, chitto germoglia, a saurora, umida e traittora, lassante sa domobudia, chi ti può abbracciare, pare se a babba e a mamma, Dio pure per ripare, a stare samate si chiama. Amava durche prorichetto in intro del bato staulas itte chitto corichetto itte podio che mi lassas as essere un angelo una purpura serafina che vuole in questo cielo in sagra frisca avrina serpenti in questo treno lasciando tanta cosa bella di amore so scorsa spreno e si spera che mi lassas una die di tornare a bere. Sorella mia cara, contenta, chi ti lascia abbracciare, chi a minore sa manutenta, comunque tanta gente, ruga a terra lo spettalos, ma demente andare assente, ruga a terra lo sprantoso, e Deo so pare schintaisoso,
a stare sempre scorrellando. Grazie. Francesco, grazie, sicuro, e andiamo avanti. Giosuè Sanna, che è venuto da voi tanto tempo su, mi fai compagnia. Applauso a Giosuè. A Giosuè pure gli faremo leggere tua poesia, perché non è una normalità in questo concorso, però sia sai Vanessa che sia sai Giosuè hanno un motivo a livello umano. Ciao a tutti. Accettabile. Eccoci qua. È più di un anno che manco da qua. Sono anche emozionato. Mi siete mancati. Mi è mancata la possibilità di continuare l'amicizia che c'è con questa bella famiglia, sentire delle belle poesie dai bravissimi poeti che la compongono, quello è vero. E niente, che ispirazione mi è venuta. Sono stato, non molto male, ma quasi. E l'ispirazione, non c'era altro da fare, era legata a questa ruota che gira, la ruota del tempo, e noi siamo legati a un filo, un pendone, diciamo noi sedenesi. Scusate se parlo italiano, perché lo sedenese non so così lo comprendere tutti, è poco. Siamo i parenti poveri della Sardegna, perché siamo 4 gatti a Sirini, bel paese però, bel paese. E niente, legata a questa ruota, legata a questo bendone, e non si sa quanto è lungo il bendone, però si sa, la ruota gira e il bendone fini, e arrivederci, grazie. E allora mi è venuta in mente questa, per utilizzare il meglio possibile questa vita nostra, questo tempo, e lo dedico alle persone che hanno una certa età, perché insomma siamo già. La poesia si intitola Nuba Tempus. Metto gli occhiali. Candus a lunas, su numeras ubras a spalas, sa sforza bene di un uvago a mancare. Sarota de su tempo, gira sempre, che ne si frimmare, ma non ti frimmese e abire ancora con coraggio sa salas. Non lascia casa, e casa ancora sa gioia de sa vita. Su tempo è tiranno e che ne sentimento, che lampo, che in una colata dentro, a volte a suo povero cristiano, accelera sa risperita. Ma non sempre il destino è quel gratto che il tempo ti dona dolore, ma pure gioia chi allegra su cuore. De questa allegria fa chinde di subito tesoro, che sarò da sempre girende ti che vura sumamente. In questo cammino desa vita, sempre da esarrode è scomandata, nessuno la può fermare, essa natura la fa che girare. E si veste una giornata bella da festare, noi setta accanto si che s'è andata. Su cammino non è eterno, può finire in un momento, non fa che si conto se progetto a lunga durata, che quando sa vita è impiegata, non torna mai sicuro su conto. Non va tempo, manco di rimunire calchi con terra, nascere pure che in un amico caro. Corre subito, non la stare a casa questo rifaro, fai in paghe finire sa guerra. Non perde mai si spera desa bontà e desa provvidenza, ma tiene conto sempre pro questa roda che è una coro. Che a pensare a lungo, vivi subito che in decoro questa donata dai nostro Signore con clemenza.
Grazie. Allora, vi racconto, insomma, sono stato, non dico male, ma l'ho accennato, mi sono beccato 2 popolitti. Allora, appena mi sono visto un po' in forze, chiamiamolo così, e all'ospedale stesso ho scritto questo bel nome, Legionella, che la conosce, io l'ho conosciuta abbastanza bene. Giunte che il tuo batterio in una di devogo in sedinese, vuole in sedinese perché ero tra me e Sedini, insomma l'origine era quella, mi è venuta proprio in sedinese. Giunte che il tuo batterio in una di devogo mai hai fatto conoscenza, dato l'agio un poco di confidenza e alla cua infittato ma tutto il luogo. Che un alloquio lei ha giudicato con innocenza divina, ma ida con faccia torta e milchina, pieno di freba, il lipidale mezzo allampato. Con sofferenza era mera brutta, la sofferenza era mera brutta, con la mente confusa e annebbiata. Paria che si era rigiarata una montagna e riusuta. Animi cari, ha avuto anni compassioni, con tanti amori, dall'umane mani liberato. Lo batterio a chi luogo ci hanno mandato, ponga a tutti eterno ringraziamento e devozione. Non è mancato di rinnegare l'affetto, sempre presenti in ogni momento. Non vi so parole per dirgli quanto sono contento di tornare a casa sano e dormire in lumeletto. Inteso puro agio una carezza, baria nei mani suoi, di qualcuno che era un paradiso. Mandato ma un bel sorriso, può dirmi che Ido è sempre con noi. Donato la serenità a noi tutti, i momenti mali sono passati. Continuo il cammino a oggi a cielo alzati e i perendi di noi più di chi saluti. Grazie. Grazie Giosuè, veramente sicuro, e grazie a Fizza tua che piatti sempre per noi. Bene, andiamo avanti, si può concluso, andiamo a Sandra Paddeu da Eurani. Un applauso. I saputo da per un lutto, dai Pago, è mancato un frate. Buonasera a tutti, contenta di vedere questa famiglia, ormai è questa famiglia mia. E sono un po' curiosa, sono un po' triste, però sono contenta di vedere. E ho inteso che mi sono stato scolpioso un pezzetto dai lutto, sono Francisco Luminosa mamma, Francesco Zasorre, e insomma malattia e tutto, pare che non si intende tattero. E noi siamo a pelea per un anno che non ha malattia, che frate mio, che però è una persona troppo allegra, sapere a parte mezzo della vita, sempre sorridente, sempre disponibile in tutto, ha aiutato tutto, quando i malati stanno a connortare altro, o chi è malato si sospuro, e io se nasci in questa sala, io cercavo di non mantenere un po' perché sono spese interne, ma io senti nasci per volare. E per i candidati stavamo da tempo in ospedale, che entravano in ospedale dopo poca siana, e si su chi posto peggio di tutto, però connordava da tutto canto. E tanto si vedeva fuori dai supportelli di ospedale, in questa rondinella che in maniande
da finistio, già maniande per tornare al locus più scagliente, e si larva di avata. E da un'operazione a satira che di piatta spezzuna, ma per sé è andata a tubattoro, e mi navata, avete un muro bianco in Nanti, e mi navata, ma viene la sera, mi nava che vede a Madonna, Gesù, e dopo un altro pacchetto tempo, mannao, che viene questa Gesù, la Madonna non ve li viene più, ed è in questo tempo non so resistere più nulla di poesia, non giochio conca, e poi pezzi piccata da esse, da questa malattia, ma proprio il budiao. Poi il 22 di marzo, che sta andando, e tanto romanzane Pasca, specie cosa a Pinteso invece con la gioia del risorto che no? Che quando si inchida santa pare sempre che si in tristura, invece si di a Pinteso una pacca e si è scrivere una poesia dopo tanto tempo e naturalmente dedicata a esse. E l'ha intitolata Naschido pro volare. Ti vadio all'ierto e si spidale, amaniando un altro viaggio, a tutto spardare su corazzo, mancare sofferente in questo letto, paragola sincera di affetto, dispensa sa companzor di sventura, erzanilando in sinus a pagura, vortandela in ispera e allegria. A innanti, ver Gesù che Maria, in questo muro bianco, sorridentes, lor miras animoso e fidente, sicuro es intervento de sa mama. Carignos, chi donzun in corombrama, commente canda pizzino minore, vardado in un abbraccio de amore, irmenticava il dolor de sa rotta. Ti torra su sorriso in un'iscutta, pensando a sor nepodes e sor fizzos, in mente già un paco sor disizzos, de imbezzare paris e contentos, ma intanto a pelea che sos tormentos ti lascian presoneri, erto e solo, s'arrondine, le zeras e suo volo, in cartello camino prosiverro, e tue, in un angrone di ferro, su un bianco chircas, cuda lucche, Maria non ves più, solo sa grucche, a companzia e s'ultima battaglia, già te l'ha meritata sa medaglia, su primo e su martirio cristiano, s'arrondine storradas in verano, a zizzo accudine a ti salutare. A tutto spedi scusa, devo andare, deo puro son naschido che sa alas, il lepiado de sa scola al malas, volo in sa pacca eterna e celestiale. Grazie. E come siamo a Giovanni Chichini di Meana Sardo, sono contento che è venuto Giovanni mai a lungo, quindi come ho detto un onore per me personalmente che sia venuto. Non posso influenzare per un motivo. Buonasera Giulia. a tutti. Si saluto con grande affetto e sono contentissimo di essere io, come ha detto Mariello, Ossi. Sai des poetas, sai da de Cucca, de Cibororino de Martis, de Chiarina Borchetto. E ta cosa bella essere io e no, sono veramente contento. Però se venuto, ringrazio Mariello che mi ha invitato. Io non ho mai partecipato a questo concorso. Ho cominciato a comporre poesia a 5 anni e mezzo, non ho mai pubblicato nulla. Poi mi piace proprio tramandare, raccontare, contare. Grazie Mario che mi ha invitato. Se ho in nome posso contare una poesia che mi è venuta in suo sacrario militare di Oslavia, in provincia di Gorizia. E
sono tumulati in forma perenne 57.000 soldati, molti sono in la prima guerra mondiale, la guerra manna, la guerra su 15 come narrata i antichi nostri, ma di questo 57.000, 37.000 non ha nome, non ha nome. In mezzo su 20.000, esatto 20.000, ecco il motivo di questa visita, duata non zio mio. E veniva al suo mondo su 13 esatti miali del suo 1892, frati e babbo mio. Billore Ghini ha partecipato a questa guerra. Se io a conoscenza del suo certificato di morte, che su 24 del suo mese di marzo del suo 1917 e mancava ai virus. In San società di questa vita, in suo erano pronto a frire, pronto a fruire. Però non fece solo, tenia 20 anni. Non fu solo, poi da morto in sa guerra sardo sono stati 13.800. In una popolazione, se andiamo a vedere il censimento del 1911, eravamo 868.000, ne hanno richiamato 100.000, per la precisione 99.124. Una carneficina. La Sardegna è stata più scolpita, però non voglio fare storia, non è stata di adatto, assolutamente. In suo mondo sono morti 10 milioni di morti, 650.000 in Italia, in questo sacrario che poi si andava a visitare con il re di Puglia. Riposano 100.000 e 187 soldati e lui ha pure una cristiana, una vicina. Cristina parlò di Kaiser, sa che ha assistito i soldati. Però scusate mia, che sia allungando mia e noi sul luogo del fare su storico, poi non lo tengo manco di tu. E tanto questa poesia non la dedico a zio mio in Slavia, ne hai gusto chi vunni di un lauso nenia, ne ha solo sardo, ne ha solo italiano, ma è 10 milioni di tutto sul mondo. La poesia mia si nata su soldati in guerra. In sa prima gioventù si avvaltiva questa guerra. Mamma sola triste fudi, mi varia su terra, si avvaltiva e sconsolavo, a pura sau sul monte, ma vestio e soldavo, poche rare in su fronte, mangottavo in un brosile, una misera gavetta, fiava storia in su guile, oi in trincea con baionetta. Ma potendo mala sorte, ma inferio sa primo dia, disarmato dessa morte, senza avviria, a mamma mia. Sono 100 anni sa di noi, che si è rotto in salto piano, si è morto che è un eroe, e le buone cristiane. I sanno sono 100, ci siamo sulla terra, hanno fatto un monumento, poi ce n'è molto in sa guerra. Hanno scritto con savinna, su nome ne via sul mio, in una rusellina, né preghiera né recreo. Si è morto solo e triste, interrato un solo in solo. Commenti a Gesù Cristo, che è amore ne consola. Ma invano non sia morto, ma vostra amata patria mia, e l'unico conforto che so imbalzo di Maria, sono 100 anni a Dio, che si è rotto in salto piano, sia morto che l'eroe ed è buono cristiano. Grazie. Grazie Giovanni, fate pure un aumento.
Grazie, noi dai Paco l'abbiamo pure aumentato il pellido in guerra, così una ida dei 2000 abitanti a pellido 120 giovani, so? Quindi la conosciamo bene questa carneficina quando era. Sì, quindi vi saluto con una poesia che ha scritto per me, che mi piace da denaro sempre, che non posso bando, è Tonsilano. Ego che sono profeta emarginato, non riconosco nemmeno in vita mia, tanto in mente mi sono aumentato, che non è andato bramosia, e a seguito dell'uare fragellato, hanno morto in rughi a su Messia, in sa barca si diranno Sorremo, in vita sua, profeta, vai nel nemo. Bene, Meda, chiamiamo l'ultimo poeta, si narra su pure questa prima volta che vieni e si narra a De Logo Tonino momento che Antonio invece Tonino De Logo De Battata, un applauso a Tonino e speriamo che sia da su comincio teatro. Buonasera a tutti, ringrazio l'organizzatore di questo evento. È la prima volta che partecipo a questa manifestazione, mi ha convinto Francesco Vampicano, paesano, fedele, compare. Questa poesia che ho letto a Puente Sunauve è dedicata a amigos e amigas che sono che in qualsiasi momento o un malo sono sempre presenti. A Puente Sunauve fi su Romeo che fi cantante mi è spiegata come in un mondo mi ha travolgiato la lingua si mi sono fatto su giorluidos triulente misamente. Quando è passata via tranquillo, che su mare, un usero estiu che naento. Leo Savina, sa mano parecchiante da buonosù, iscrive gracias. Che quando è toga va sempre qualcuno che risponde de sacuzia. Gracias. Che solo che in sa presenza colorate sal dies più scurosas. Gracias, Quiquesetis, carísimos amigos y amigas. Gracias a tutti. Grazie, è questa che vi devo dare a Teodoro Sammento di Gustadia, grazie di essere venuto e con Tonino abbiamo aggabato sa poesia, come compito del soggiornato di fare conto e di dire che sul vincitore adesso è batto concorso di Sala Piemonte. E per il cante però Gianna Mellas che non deve cantare due cantoni o trese, però diciamo cantina preparare a Teresa Munesu che non legge una poesia di suo babbo pure fu di un personaggio, un applauso a Teresa. Il personaggio deve aumentare sempre, capite vostri, a sa cultura stessa ha dato meta, questa radio, rivista, poesia e tante altre cose. Grazie di commento Mario De Babbo. Buonasera a tutti. È un piacere a ogni volta partecipare. Mario è sempre gentile, mi invita sempre. E stasera non poteva mancare questo Babbo e ti usa la Piemonte. Su Babbo de Mario, con i miei amigos e non posso fare a manco a posare proprio una poesia di amicizia, poesia per un amico. Lo leggo. Sì. Poesia vos amigo. Sos amigos bonos, los admiro e con sinceridade los estimo. Finza in su sonno le regiro e dormo tranquillo
tranquillo, nulla dimo. Sia da de notte o a de die, fatto a s'amico affidamento, e pogata fiducia da na mie, divido su mattesi sentimento. Devo essere sincero e fiducioso, caldo votto li rendo sos onores. Si qualche punto oscuro, luminoso, potan bidere in giaro sos errores. S'amore con tutto si mantenzat, ed ognuno si vonzat in obbligo. Su piatto chi ande de chi enzat, solo guai si stima d'ogni amico. Des'amico, su punto principale, cale potete essere mezzo scosa? Più des'amore fraternale, quando bada un'intesa virtuosa. Amigos, alla damos una mano a chi è isolato, senza aiuto, pro chi viva de buono cristiano in sa società con saluto. Son custos de sa vida, son valores de sa amigo fideles asistidas, de sa anima benigna sus humores, toque d'ogni goro, costas rigas. Giacomo Reso. Bella poesia, scritta da solo. Grazie. Ti ringrazio Teresa che ha accettato questo invito da fatto, invito sempre. E mi piace sempre di aumentare che Gioiaco è l'inventore del suo secondo concorso di poesia e basata più longevo di tutta la Sardegna. Prima per i suoi attili e poi per i suoi ossi, perché è arrivato a 36 anni. 40. Ho fatto 40 anni su 2025. A novembre 2025 abbiamo festeggiato su 40 anni del suo concorso. C'è un'idea del suo babbo Giacomo Reso, che non manca, dai, suo nome ne da un po' questo tempo comunque crea pure in rivista, da attivo. Da attivo, sì, ha fatto pure programma senza radio. Peppino Donero già lo conosci bene. Ecco, Peppino hanno condiviso meda, sì. Ma hanno cantato pure. Sì? Sì. Grazie a tutti. Grazie Teresa. Si è pronta Gianna? Sì. La vogliamo cantare. Buonasera a todos. Io sono Gianna Meras, os canto 3 canzoni. La prima è una canzone di Fazenda, A lei fu sole. La seconda è una canzone di Andrea Parodi, Armentos. L'ultima è una canzone che ha scritto Deo, tanto sa parola come sa musica. Grazie. Sente? Che
mio amico Francesco che mi dice ma vai, la vita è corta, non ne vale la pena mettersi i problemi, canta, suona. Questa è una canzone che ho sentito io, mi sono ispirata alle forze della natura. Consiglio di Marcello fare un'altra canzone. Non so fare mi soltanto, penserò.
Adesso vi canto un'altra cover, Amore unico amore, brano di Mina, e io riscritto in sardo, con tutto il rispetto per Mina, spero vi piaccia, grazie. Grazie. Siamo su HP, non vai mai
Allora, mi trattengo con un'altra cover, Shape of My Heart di Sting, che ho riscritto in sardo, spero vi piaccia anche questo. Grazie.
quest'anno la giuria ha assegnato i suoi premi. Cominciamo dalle 6 menzioni. La prima menzione è andata a Roberto Nieddu. Manco 2 pigres. Grazie, sta pensione o sta menzione? Se perdo questa pensione possibilmente l'altro non andiamo a vedere mai, però mi accontento provvisoriamente di una menzione, grazie. Sta prossima menzione esce ad Antonio Ignazio Garau. Prima volta che partecipate, vedi subito premiato. Mario. Alzati tu. Aveva. A favore di telecamera. A favore di telecamera. Grazie. Complimenti a Torinari. L'altra menzione Anna a Sandra Paddeu. Prego Sandra. Frate Dono è orgoglioso. Grazie. L'ultima menzione esce a Giannella Vacca. Io vi ringrazio molto e a un'altra volta a mezzo su a cantare a tutti. Se usa il primo stress, tanto è arrivato adesso come premio Cavino Arca. La campana ha battuto bollona. Capì? Gira. Su secondo premio Anna a Francisco Campigano. Prego Francisco. Francisco, no Francisco. I texti Francisco. Francisco. Io metto sul locutore su un sacco. Grazie a tutti. Per fare cantare. Un applauso a correte, non ve lo fa chiedere, una battaglia non si dice, non è buona. E come arriviamo al suo primo classificato, questa giuria è Giovanni Chighine. Io sono commosso, ma qua non è premiato il poeta, assolutamente. Io sono commosso perché questa poesia, come ho detto prima, gratifica e in onore a tutti i caduti della Sardegna, a quei 13.800
che sono partiti, in certe famiglie 3 figli, le lacrime delle mamme. Prima avete parlato della signora Giurani che ha avuto un lutto in famiglia, il signore che ha perso la sorella. Io ho scritto una poesia, ero un ispettore superiore di polizia, la morte, tragica. Stavo rilevando un incidente e a un certo punto la poesia batte e mi dice: cosa fai? Componi. Tu è morte. Tu è morte se ben armata. Non sei certo bella in sta figura. Se avessi tu è ben accuzzata, ti morso dopo questa è passata. Però i te crudele poi si strasura. E poi quando tu sommi forte, innanzi lo sei che svinci tu. O morte che tocca a tutto canto, a improvviso arriva a cuore, lascia dolore e pianto, e non si può vivere, sa morte sua. Scusate se ho concluso. Però siamo in Sardegna e voglio concludere non con la poesia della morte, ma con delle quartine alla Madonna di Bonaria, regina della Sardegna. Foristero, quando rompes a castello, vai a sa Madonna di Bonaria, narrati supplichevoli voedo, implorendo sa grazia necessaria, sa basilica in alto imponente, a Crario su immensi mari, in Ive, da corro giunge gente, o grazia sconfidi domandare, de tutto noi mamma prodigiosa, nessun'anima di sa condannata, legando il castello naufragata, o Bonaria, vergine maestosa. Le 12 stelle in te Sardegna, amava del suo salvo protettore, sovrana per la nostra de Sardegna, dei ceros, mares, terra sua sonora. Concludo con questa poesia, pregando a sa Madonna, che si azzude da tutto su cadenoso bisogno, prima o fuori di tutto ognuno conosce sa morte, sa malattia, quando la tocca in prima persona. Dobbiamo scastiare, si deve girare e cercare di vedere anche chi sta peggio di noi. E allora solo così, lavorare in sinergia ci aiuta sicuramente in un mondo migliore. Non voglio fare retorica, ma ho detto sempre questo, che per questa poesia non lo so nemmeno io, perché l'ho scritta in prima persona. E oggi se ci fosse un plotone di esecuzione e mi dovesse dire rinnega questa poesia se non ti ammazziamo, io non rinnegherei. Sono un credente, credo nel Signore, ma soprattutto amo tanto la vita alla fine. Che cos'è? Una volta un uomo mi mannava: Giovanni, non ti preoccupi, in sa vita è tutto nulla, però se ci conta di brusi è s'affetto, s'amore. Io ringrazio Ossi e mi piace ricordare un poeta di Ossi che Mariello ha scritto un libro su Tucandria, quando nel periodo che Mussolini aveva bloccato le gare, lui aveva tanti figli, no? E allora non poteva più lavorare. Però cosa ha fatto lui? Siccome era analfabeta, ha dettato una poesia che insomma poi è stata mandata al duce e un gerarca gliel'ha letta ed ha fatto Cavaliere di Braghetta. La sapevate questa? Che a un certo punto, e insomma aveva un sacco di figli, quindi vogliamo dire Ossi. E poi ricordiamo anche Zio Barulini De Martisi, che aveva partecipato alla prima gara di poesia quando Auzieri, mi pare fosse nel mese di settembre, il 20, 21, 22, per la Madonna del Rimedio o qualcosa del genere, e Zio Barulini De Martisi via Bauderzo, perché aveva vinto Zio Cubeddu e secondo Pirasto era arrivato. Farina. Diciamo che Farina era del 1865 e la figlia del 1885, e quindi però la nobile donna di qua, Chiarina Porcelli, che poi è morta a Cabras, è stata molto brava e a un certo punto aveva avuto un dibattito con chi? Con Crovu di, come si chiama, De Nioneli, e bisogna dire una cosa, che Crovu era l'unico che parlava con Fada la lingua di Mezzanina, il Mezzapoete, no? E allora è stato bello perché Crovu ha offeso a Porchello e Porchello gli ha risposto e gli ha detto che praticamente
della sua carne, quando ammazzavano il maiale tutti facevano una festa, invece di savezze su gruppo non doveva pagare manco su scale, quindi è stata una grande che poi ha avuto una vita travagliata e io sono contento di essere venuto a Ossi, perché Ossi veramente è onorata di questi poeti che, nonostante io non mi avete mai visto nei concorsi, non so se tornerò, non lo so, però mi ha fatto piacere venire in questo nobile paese e un giorno sono venuto anche a trovare al cimitero, a trovare il Sir Cuca, che mi piaceva tanto anche perché non era un misogino e aveva avviato al canto in parte. Immaginate voi discutere con questi uomini che comunque offendevano, immaginatevi un po' la donna che cantava. E allora io veramente sono contento che questa mia poesia, dopo 9 anni, quella io l'ho scritta, perché poi ho studiato, il 6 aprile del 2017 sono finito per caso nella tomba nel sacrario militare dove è tumulato mio zio, e quando hanno mandato il certificato di morte, combinazione l'ha dato proprio 6 aprile 1917. Grazie. Danno le premiazioni sono finitas in cui in furno bette sul rinfresco, che vogliamo ciarrare e vogliamo su puro brindare proprio su concorso in amiganza. Grazie a tutti di essere in nave e grazie a me da voler regalare un'ora di pausa e di spazio. Grazie. Grazie a tutti, a mezzogiorno. Un grazie sempre a Antonello Corretto e a sa giuria